ringrazio tutti i presenti. Siamo all'ultimo appuntamento della seconda annualità di Divagando Geografia e dintorni, di questo nostro tentativo di dialogare anche con altri ambiti disciplinari su vari temi di interesse geografico e non solo. E oggi nelle nostre divagazioni siamo stati un po' condotti dal fatto che la giornata è venerdì, ma è il 6 maggio. Ci troviamo in Friuli Venezia Giulia, per cui giocoforza abbiamo pensato che un tema di interesse potesse essere quello di esplorare, riesplorare con occhi diversi, con persone diverse, il tema del rischio naturale soprattutto, e diciamo, degli interventi, ecco, che vengono messi anche in campo al riguardo. Ma su questo lascio la parola poi al collega Pascolini. Noi abbiamo già in programma di ripartire il prossimo anno, sempre con questi appuntamenti mensili del primo venerdì del mese, per all'incirca 7-8 appuntamenti annuali. Poi, se la modalità organizzativa sarà la stessa, se cambierà qualche cosa, lo matureremo durante l'estate, ma siamo convinti, insomma, a ottobre di ritrovarci, e saluto tutti anche per questo ultimo evento, e buona lunga pausa estiva a tutti, eh, anche se anticipata. E passo la parola al collega Mauro Pascolini che modera la giornata di oggi. Buon pomeriggio a tutti, grazie prima di tutto ai relatori che interverranno, che presenterò tra un attimo, e a tutti quelli che ci stanno seguendo, ahimè ancora da distanza, anche perché anche le università stanno mettendo a punto nuovi protocolli per gestire le fasi in presenza e le fasi in distanza. Beh, come ricordava Andrea, oggi è il 6 maggio e 46 anni fa, alle 9 di sera, ci fu il primo dei due grandi terremoti che colpirono il Friuli centrale, pedecolinare, montano soprattutto, quello del 6 maggio, e dopo le due altrettanto forti scosse sopra il 6 Richter dell'11 e del 15 settembre, provocando una delle più grandi catastrofi del dopoguerra, se pensiamo che il dopoguerra aveva conosciuto, e oggi avremo modo poi di approfondire diciamo così, il panorama anche dei disastri naturali più in generale. C'era stata l'alluvione del Polesine, ma poi anche per le nostre terre nel 1963 quella controversa catastrofe del disastro del Vajont, che alcuni attribuiscono a cause alla categoria naturale, altri alla categoria umana, altri se potrebbe esistere una categoria mista, ma per chi studia sa che poi le interazioni tra l'uomo e la natura in fatto di catastrofi è sempre molto importante, e sono fattori che intervengono reciprocamente. E avevamo pensato inizialmente di dedicare questa giornata alla riflessione sui temi anche non solo dell'evento in sé, ma soprattutto della ricostruzione, che poi è la fase a cui anche gli studi geografici hanno dedicato grande interesse. In fin dei conti, se pensiamo in termini anche astraendoci dal contesto di lutti, di disastri, di danni materiali, economici, ma anche immateriali, in fin dei conti le comunità che vengono colpite da catastrofi naturali così importanti, così distruttive, hanno poi l'occasione di scegliere dei modelli di ricostruzione insediativa. E per chi ha studiato un po' i diversi modelli che dal secondo dopoguerra sono stati utilizzati nelle diverse catastrofi, noi abbiamo l'esempio del Vajont in casa, con delle scelte molto radicali di trasferimento della popolazione in pianura. Abbiamo l'esperienza del terremoto del Friuli, in cui addirittura si è parlato di modello, anche se in occasione del quarantennale
l'Università di Udine, anche con l'importante contributo di Stefano Grimaz, ha condotto una riflessione, di Sandro Fabbro, Marcello Riuscetti, altri, su quel modello, sugli aspetti positivi e negativi, ma soprattutto sugli aspetti di innovazione, considerando la ricostruzione del Friuli con alcuni limiti, una ricostruzione voluta dal basso, in cui si sono formati, diciamo così, dei momenti di partecipazione ante litteram sulle scelte che poi si andava a fare. Ma volevo ricordare, poi abbiamo pensato che era giusto allargare ad una riflessione più ampia e che coinvolgesse angoli di visuali un po' diverse, per cui abbiamo coinvolto Mattia Bertin, che è ricercatore, docente contratto allo UAV, ha fatto un percorso di formazione in filosofia, però ha fatto un dottorato di ricerca in pianificazione, semplifico, però tutto il suo lavoro e tutta la sua formazione è legata al tema dei disastri e delle catastrofi naturali, con particolare attenzione anche a quelle legate al cambiamento climatico, ma anche ci interessava molto questa dimensione legata agli aspetti urbani, agli aspetti della città. Il terremoto del Friuli ha comportato un impatto di contesto territoriale, diciamo così, di un insediamento diffuso molto piccolo, caratterizzato da piccoli centri, in cui forse i centri più grossi avevano 10-12 mila abitanti quando sono stati colpiti. L'altra chiave di lettura per cui abbiamo invitato Stefano Grimaz era anche un debito di riconoscenza nei confronti dell'Università di Udine. L'Università di Udine nasce proprio per il terremoto, nel senso che è istituita con la legge della ricostruzione e fortemente voluta. Ci sono alcune immagini molto belle proprio da chi viveva l'emergenza in quel periodo, la raccolta di firme, le famose 225.000 firme raccolte sotto le tende. Ma come ricordavamo prima di iniziare l'intervento di oggi, la prima università ha voluto un corso di laurea in ingegneria, una facoltà di ingegneria, in particolare un'ingegneria che si occupasse di affrontare i temi della ricostruzione in chiave anche tecnica, no? La grande innovazione della rete elettrosaldata, le iniezioni in cemento, il fatto di non demolire tutto ma di riparare, e poi tutta la grande esperienza di tipo amministrativo. Ma come abbiamo avuto modo di ricordare in diversi momenti per il quarantennale, è stata una fucina di studi interdisciplinari. È venuto il gruppo di Monaco del professor Geipel dell'Università Tecnica di Monaco, che ha portato la sua esperienza di approccio di scuola anglosassone, avendo lui lavorato moltissimo negli Stati Uniti. Si è cominciato a parlare di percezione, si è affrontato il tema del terremoto, della ricostruzione in chiave sociologica, in chiave psicologica e in chiave territoriale. Moltissime sono le tesi di laurea che sono state sfornate in quel periodo. Anch'io, che mi sono laureato nell'80 a Padova, ho fatto una tesi sulla percezione del rischio sismico che in sede di discussione i vecchi geografi l'hanno bollata dicendo: ma questa non è una tesi di geografia, anche se poi la Società Geografica Italiana l'ha premiata come miglior tesi di laurea in geografia in Italia quell'anno. Cioè, quindi il terremoto è stato un momento di grande riflessione disciplinare, di grande approccio. Poi, come tutte le cose, sono andate un po' scemando, ma grazie poi al contributo in particolare del gruppo di lavoro attorno a Marcello Liuscetti e ad altri, Stefano Grimaz ha portato avanti questa tematica, è titolare della cattedra UNESCO in sicurezza
intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza, oltre a essere professore associato di geofisica applicata. Ma è interessante perché poi chi si è occupato di queste cose e anche tutte le progettazioni che ho visto nel lungo curriculum di Mattia Bertin si sporcano le mani, entrano nel concreto. E Stefano per lungo periodo ha lavorato e continua a lavorare col nucleo interventi speciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la valutazione delle criticità strutturali e la messa in sicurezza del patrimonio culturale, questo in Abruzzo, in Emilia, nell'Italia centrale, e dopo ha dato vita a quella scuola particolare che opera nell'abitato abbandonato di Portis di Venzone. E inoltre ci potrà dare anche un contributo più ampio perché coordina a livello internazionale con l'UNESCO in ambiti di zone colpite da terremoti o da altre calamità. Quindi abbiamo proprio voluto mettere insieme sguardi diversi, cercando di andare oltre a quella che è stata l'esperienza della ricostruzione del Friuli, del modello Friuli, che 46 anni fa, no, ha visto il Friuli forse essere conosciuto al di là di chi aveva fatto il militare a Udine o in Carnia sulle pagine di tutti i giornali, ma soprattutto questo modello fortemente innovativo e questo insieme di approcci e di approcci scientifici. Allora, questo è lo spirito con cui vogliamo condurre la giornata di oggi, e proprio io darei subito la parola a Stefano Grimaz, ringraziandolo ancora una volta per la sua disponibilità, e ringrazio anche tutto il gruppo di Divagando che ha voluto questa giornata in occasione del 6 maggio, proprio facendo un ragionamento sul tema che poi oggi è diventata una parola che noi allora non conoscevamo, sul tema della resilienza dei territori, cioè questo rapporto tra disastri e territori. A te la parola, Stefano. Grazie Mauro, innanzitutto sono io a ringraziarvi per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa. Quando ci siamo sentiti e quindi mi sento anche di ritornarlo a sottolineare qui, devo farvi i complimenti perché iniziative di questo tipo che mettono, come dire, non solo a confronto, ma a sistema conoscenze diverse da parte di un gruppo è, come dire, un punto di riferimento che dovremmo copiare anche in altre, estendere anche in altri ambiti. Quindi complimenti e grazie ancora per avermi coinvolto. Appunto, io quello che cercherei di fare adesso, un po' ci eravamo parlati con il moderatore, con il professor Pascolini, è appunto dare una breve chiave di lettura che incrocia quella che è stata l'esperienza del terremoto del Friuli, ma inquadrata all'interno di quelle che sono le più avanzate, diciamo così, schemi di ragionamento in cui si sta muovendo l'ONU, le Nazioni Unite e tutto quello che poi discende nella gestione delle catastrofi, non solo naturali, non ultimo il Covid, il post-Covid e anche il PNRR, dove questa parola resilienza è diventata, diciamo, ormai sulla bocca di tutti, e vedremo che tutto sommato un qualcosa ante litteram, come ha già detto il professor Pascolini prima, il terremoto del Friuli l'aveva già in qualche modo non solo individuata ma messa in pratica. Ecco, allora volevo fare, come dicevo, fare una carrellata su questo inquadramento tra disastri e resilienza, nell'ottica poi magari in sede di confronto, di discussione, ragionare su questo concetto dei territori resilienti, della gestione dei rischi, a 46 anni da quell'esperienza, insomma, che ha toccato e che ha anche generato la nostra università. Allora,
Come vi dicevo, partiamo un po' da quello che è lo stato dell'arte attuale ai massimi livelli. Prendiamo, tutti conoscete l'agenda ONU 2030 dello sviluppo sostenibile, è uno dei filoni, diciamo, di strategie d'azione a livello appunto ONU. A questo si affianca un altro filone che va sotto il nome di Sendai Framework, che praticamente prende il nome della città in Giappone dove è stato, diciamo, varato nel 2015, che si occupa proprio di riduzione dei rischi di disastro. Alla fine di questo mese, quindi vi sto anticipando una cosa, in Indonesia, a Bali, verrà presentato il rapporto della piattaforma mondiale dell'ONU sulla riduzione dei rischi di disastro, e Guterres, il segretario generale dell'ONU, aprirà questo rapporto con queste affermazioni, dicendo che nulla come i disastri possono andare a, come dire, inficiare o comunque a impattare su quello che è lo sviluppo sostenibile, e quindi risulta importante sia conoscere che gestire i rischi e incrementare la resilienza, come base essenziale per lo sviluppo sostenibile. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando si parla appunto di sviluppo, quando si parla di prospettive, anche di pianificazione, altro termine che nel titolo un po' di questa chiacchierata di oggi, no? Rischi, disastri, territori resilienti, gestire, pianificare, ricostruire, sono temi sui quali è bene fare qualche riflessione. Allora, parto da questo perché all'interno di questo percorso, proprio nel Sendai Framework, cioè nell'impostazione diciamo, di questa tematica a livello appunto delle Nazioni Unite, si fa riferimento penso l'ormai noto ciclo di gestione dei disastri, che io lo riprendo solo per sottolineare due aspetti. Uno, questo ciclo ci dice una cosa molto semplice, che dopo un evento avverso, che può essere più o meno istantaneo, più o meno lungo, possiamo prendere il Covid, capiondate o quant'altro, ci sono tutta una serie di fasi che generalmente si susseguono. Sono la risposta, appena dopo diciamo, l'evento, il recupero. Io uso adesso anche delle parole in inglese perché poi vedremo che molto spesso ci servono per capire anche che cosa sta accadendo attorno a noi, perché la response è la risposta, il recovery è il recupero, cioè che è quello che una volta terminata la gestione dell'emergenza ritorniamo alla normalità. Questo per dire che quando parliamo di recovery plan stiamo parlando di quella fase lì, non stiamo parlando della response. Quindi vedremo che si colloca con un parallelismo perfetto con quello che è la ricostruzione del terremoto, dopo il terremoto del Friuli. A questo però, diciamo, l'obiettivo principale è, come dire, chiudere il cerchio, cioè quello di dire prima del prossimo evento sarebbe opportuno fare previsione e prevenzione e anche prepararsi all'evento successivo. Bene, storicamente l'attenzione veniva data soprattutto alla fase della risposta e del recupero, e prendeva il nome, nasceva come disaster management, cioè come dire c'è il disastro, dobbiamo gestirlo. Il passaggio fondamentale che è stato fatto nel 2015 è che invece si dice dobbiamo chiudere il cerchio e dare più importanza per quanto possibile alla fase del prima. E questo va sotto quella che vedete, la riga, diciamo la linea blu, quella che va sotto il nome di riduzione dei rischi di disastro, cioè cercare di intervenire prima. Bene, a questo punto già un'interpretazione, se volete, concettuale del concetto di resilienza è quello che vedete nel mezzo. La resilienza è la capacità, una volta che succede qualcosa, di ritornare più rapidamente possibile ad una situazione di normalità, ma tenendo conto per quanto più possibile di tutti quelli che sono stati gli investimenti fatti anche di conoscenza, di preparazione, di organizzazione e quant'altro nella fase precedente all'evento. Se guardiamo lo stesso problema nel tempo e quindi possiamo spalmare le varie fasi, un modo per andare a valutare se un sistema è resiliente oppure no è vedere un po' questo andamento. Presa una condizione di funzionamento normale, accade l'evento, una caduta di funzionalità, poi c'è la response che ha come obiettivo quello di stoppare sostanzialmente questa caduta, e poi parte quello che è appunto il recovery per un ritorno alla situazione precedente. Più piccola è quest'area, diciamo, di caduta per il ritorno a una situazione, diciamo, di normalità, più grande è la resilienza del sistema.
Bene, quello che è stato introdotto e dice, ma no, ma noi non dobbiamo tornare nella situazione precedente. Viene introdotto un concetto che in inglese è il build back better, cioè cercare di ricostruire in qualche maniera meglio di quanto era prima. Cioè, questo introduce un fatto che già ci abbandona quello che era l'iniziale come dire, significato che trovate anche, diciamo, in letteratura non specifica di resilienza, che è il ritorno alla situazione precedente. Non è un ritorno alla situazione precedente, è un ritorno a una normalità che può essere anche diversa e sta a noi definire cos'è questa normalità. La cosa che è interessante notare è che guardando questi due schemi, no? Il ciclo di gestione dei disastri, la resilienza, adesso userò questi due schemi proprio per rileggere il terremoto del Friuli. La prima riflessione che vorrei fare lungo il percorso è che incominciamo a porci questo problema. Noi possiamo vedere i problemi da un punto di vista dell'osservatore. Se noi adesso riguardiamo che cosa è successo nel terremoto del 76, siamo osservatori perché riusciamo ad avere tutta diciamo, la linea del tempo e quello che è accaduto, rispetto a quello che invece è quella dell'attore. Oggi, ad esempio, siamo chiamati a porre in atto una serie di strategie nel post pandemia e anche nella fase critica adesso della guerra in Ucraina. Quindi sono due punti di vista che vedremo hanno delle ricadute da un punto di vista delle applicative significativamente diverse. Allora, proviamo a prendere il primo punto di vista, quello dell'osservatore. Rileggiamo la ricostruzione del Friuli usando quello schema che adesso usa, diciamo, a livello internazionale si usa per valutare la resilienza. Vabbè, noi eravamo adesso ovviamente lo semplifico, però voglio dire ci serve per capire un po' le varie cose, c'era un certo livello di funzionalità, di standard di vita, 76, 6 maggio, terremoto, prima emergenza, abbiamo la fase dell'emergenza, quindi la prima risposta, se vi ricordate, c'è un primo elemento innovativo che vedremo, poi riprenderemo anche per una logica di gestione. Se vi ricordate, la prima cosa che fece la regione, anche per andare a capire che cosa fare o meno, varò quella grande operazione di censimento dei danni. Fu la prima volta in Italia che venne fatto un censimento sistematico con i famosi verbali di accertamento danni, che serviva ad acquisire dei dati, come dire, realistici e oggettivi sui quali impostare un ragionamento di ripristino. Questo anche per usare le grandi fonti di finanziamento che arrivavano ai fondi solidarietà da tutto il mondo, con i Fogolas Furlans e tutto quello che era, diciamo, un'attenzione al nostro territorio. Tant'è che nell'estate si ripartì con le opere di riparazione, era molto bello vedere le foto in bianco e nero con molti cappelli con delle penne di alpino sui tetti del Friuli, perché erano ritornate tutte, quindi cioè, territorio con anche grande capacità di attività nel campo edilizio, però 15 settembre arrivano, 11 e 15 settembre arrivano altre scosse che mettono a nudo, tra virgolette, il fatto che quest'opera di riparazione non aveva portato ai risultati che si voleva ottenere, cioè gli edifici non erano anche riparati, si sono comunque danneggiati, e questo ha portato a diciamo un momento di riflessione che ha definito quella che viene un po' in letteratura chiamata anche la cosiddetta riabilitazione, il fatto di riuscire a capire come fare per in qualche maniera affrontare il problema. Non stiamo ancora nella ricostruzione, e qui nascono tutte quelle che sono una serie di idee innovative, che è quella di dire: non andiamo in ordine sparso, cerchiamo di costruire una sorta di processo di ricostruzione che è basato su tutta una serie di strumenti, le leggi, i gruppi tecnici, dei documenti tecnici, diciamo sul fronte tecnico, la segreteria generale straordinaria sul fronte organizzativo, ma anche, se vi ricordate, anche una grandissima apertura, l'ha citato prima il professor Pascolini, no? Di anche collaborazione interdisciplinare scientifica, sia dal mondo della sociologia, ingegneria, urbanistica, cioè si mosse anche tutto quello che era, diciamo, una forte collaborazione in ambito scientifico anche internazionale. Non dimentichiamo il rapporto anche con i colleghi
sloveni e croati, dove c'erano stati terremoti appena prima, e soprattutto un approccio partecipato, perché poi anche la comunità ha portato, diciamo, i valori che voleva in qualche maniera fossero inseriti. E qui parte la ricostruzione. Ricostruzione che sappiamo tutti inseriva nelle leggi della ricostruzione anche un concetto non solo di recupero ma di sviluppo. Nasce l'università, nasce la protezione civile, viene fatto il raddoppio della ferrovia e viene costruita l'autostrada, proprio dando, tornando al discorso resilienza dei territori, una nuova prospettiva, una nuova normalità diciamo, al nostro territorio. Tant'è che oggi sappiamo benissimo, cioè il prima terremoto e il dopo terremoto, anche da un punto di vista diciamo, del funzionamento del nostro territorio, per poi proseguire nella chiusura del cerchio, perché si sono mantenute forti sinergie interistituzionali tra il mondo scientifico e il mondo, diciamo, anche degli amministratori, nell'andare a fare progetti, studi e quant'altro che possono servire per le volte successive. Bene, se lo guardiamo in questo modo possiamo tranquillamente dire che c'è una buona sovrapposizione con gli schemi che stanno portando avanti adesso a livello internazionale, quindi vista a posteriori possiamo tranquillamente dire che la ricostruzione, ma non solo la ricostruzione, la gestione del post, diciamo così, post terremoti del 76 può essere considerato un esempio di ripresa e resilienza ante litteram. Facciamo però una serie di riflessioni. Per riuscire a risalire da quella caduta, non è che siamo solo stati bravi, abbiamo fatto, cioè, ci sono stati tutta una serie di leve, di fattori, di strumenti che sarebbe bene ricordare per metterli sul tavolo come, chiamiamolo così, una cassetta degli attrezzi che, se possibile, se del caso, se utili, possono essere anche utilizzati in altri contesti. Vado via rapidamente, anche perché poi queste cose le conosciamo tutte, ma mi servono solo per riprendere alcuni aspetti provocatori che vorrei buttare un po' sul tavolo per dopo. Allora, intanto Mauro ha citato prima il Vajont, il Belice, Firenze, soprattutto il Belice, se vi ricordate il problema della non ricostruzione era in quegli anni lì, quindi imparare dalle esperienze ha portato a dire no, qua noi non vogliamo fare gli stessi errori. Agire su dati oggettivi, avete visto l'acquisizione, cioè la fotografia, no, dei danni in maniera oggettiva, la gestione come processo, la funzione della pianificazione, che oggi vedremo dobbiamo un po' declinarla in maniera diversa, l'importanza di strumenti tecnico-amministrativi, l'autoresponsabilizzazione partecipata, tutti i gruppi nelle tende che si auto-organizzavano e portavano la loro voce, no? Strumenti di monitoraggio e controllo. Pensate al 110 adesso e alla lievitazione dei prezzi. Accade una cosa del tutto simile nella ricostruzione del Friuli, però intervenne la regione con un prezziario regionale che andò a calmierare tutte le diciamo, lievitazioni dei prezzi. Scelte strategiche condivise, il famoso prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, no, messa in sicurezza anche dei rischio idraulico e quant'altro. Integrazione di obiettivi di sviluppo, li abbiamo citati prima. Legislazione finalizzata e contestualizzata. In ogni norma c'era scritta in deroga alle leggi della cosa si può fare questo, si può fare quello. Quindi cosa si introduceva? Un minimo di flessibilità, ma condizionata nei rispetti dei principi che devono essere comunque rispettati. E poi tutto quello che conosciamo, la catena Stato-Regione, enti locali, quindi un raccordo tra scale diverse, il ruolo fondamentale degli amministratori che erano vicini diciamo, alla popolazione, dei professionisti, delle imprese, quindi delle persone anche che potevano interagire con queste, diciamo, con gli amministratori, con i professionisti e quant'altro, e soprattutto anche la sinergia pubblico-privato. Se vi ricordate, la ricostruzione è stata un po' anche il risultato di queste scelte. E l'altra cosa è che forse mai come allora, e mi ricordo anche tutte le attività che fece il CISM all'epoca e altri enti di ricerca che erano presenti all'epoca sul territorio, quello che oggi chiameremo terza missione, no? Il trasferimento delle conoscenze sul territorio. Bene, oggi questo lo chiamano a livello Nazioni Unite approccio science-based, risk-informed, community-based, quindi voglio dire, l'abbiamo fatto, è stato fatto, l'hanno fatto, perché ovviamente va riconosciuto che
Ecco, però quello che è importante è che oggi si dice, attenzione che però tutto questo va contestualizzato nel tempo e nello spazio. Prima si ragionava il modello Friuli, modello o esperienza? Cioè prendo tale quale e lo trasferisco, oppure ho una serie di diciamo strumenti che posso, adattandoli, contestualizzandoli, poter ancora utilizzare per gestire i problemi. Quello che però è interessante, e un'altra riflessione che vorrei buttare sul tavolo, è che l'esperienza del Friuli ci dice che sì, abbiamo fatto valutazioni, abbiamo preso decisioni, ma siamo passati all'azione. Oggi molto spesso facciamo un sacco di studi, valutazioni di rischio, e poi rimangono i bellissimi studi e non si traducono in azione. Allora già questo è un punto sul quale sarebbe bene ragionare, perché l'obiettivo della ricostruzione, del ritorno, della resilienza è fare qualcosa. Poi può essere giusto o sbagliato, ma bisogna fare, perché altrimenti è un qualcosa di giusto che resta sulla carta. Quindi questo è già un primo tema di cui bisogna tener conto. Allora, se noi vogliamo guardare in avanti, prendendo, diciamo, spunto dal passato, cosa ci dice sempre l'approccio delle Nazioni Unite in questo ambito? Dice, attenzione che dalla situazione dove siamo adesso, che è quella, se volete, un po' di risposta reattiva, che è quella che un po' abbiamo visto, uno pensa, viene la catastrofe, rispondiamo, gestiamo le cose, ricostruiamo, bisogna traguardare verso un nuovo approccio, che è quello più proattivo, quindi di iniziare a ragionare prima e inserire dentro tutte quelle che sono le sfaccettature, diciamo così, del sistema territorio in senso ampio, perché bisogna introdurre tutti i processi decisionali, ma soprattutto deve essere un qualcosa di estremamente dinamico. Perché? Perché il mondo non è più statico come era una volta, è in continuo cambiamento, non solo, è in cambiamento incerto, non si riesce a fare neanche previsioni nel breve e nel medio periodo, quindi servono altri paradigmi per affrontare il problema. Questo è sottolineato proprio nei documenti, questi sono tutti i documenti delle Nazioni Unite, dicendo attenzione che ci stiamo muovendo non più in un sistemi complicati dove eravamo abituati, si poteva fare previsioni, si poteva ottimizzare e quant'altro, ma siamo in sistemi che sono sempre più complessi, dove il territorio è sempre più complesso, anzi addirittura è un sistema di sistemi e quindi io non riesco a conoscere tutto. E se non riesco a conoscere tutto, come faccio a ottimizzare? Come faccio a pianificare? Questo è un tema aperto, nel senso che dice quali sono gli strumenti che potremmo utilizzare in questi sistemi. Anche perché, adesso richiamo solo due aspetti, se prendiamo un sistema complesso, è un sistema aperto in genere, che non è completamente controllabile, può essere non lineare e instabile, nel senso che io non so che cosa succede se faccio una mossa che potrebbe produrre cose non prevedibili, ma soprattutto quello che è più importante, non lo posso scomporre in parti separate per studiarlo e per trovare delle soluzioni, devo vederlo ancora come un tutt'uno. Questo è quello che viene chiamato l'approccio sistemico, che viene presentato adesso proprio come punto di riferimento anche a Bali, in quel convegno che vi dicevo a livello mondiale per tutti gli aspetti di gestione dei disastri. L'altra cosa è che se il futuro è incerto, vuol dire che io non posso fare più previsioni in avanti usando la statistica, cioè ci sono degli ambiti in cui io non posso prevedere che cosa succede in una logica di inferenza lineare. E allora come faccio anche a pianificare? Cioè come mi muovo se non riesco a capire come possono evolvere le cose? E questo mette sul tavolo approcci che sono diversi. Approcci che sono diversi perché dice come si pianifica nell'incertezza quando non è tutto controllabile? Perché cioè, non posso andare avanti, se vado avanti come vado per i sistemi che conosco, rischio di non prendere, diciamo, di non colpire l'obiettivo. E qui c'è la prima metafora. La prima metafora è bisogna pianificare per condurre, come andare in barca per mare. Si fa comunque una pianificazione, ma io non so cosa farò in un determinato momento, dipende da come si alza il vento, quanto lontano sono dalla costa, se incrocio, e quindi devo avere degli schemi di riferimento, degli scenari possibili e riuscire poi ad avere i piani di risposta a seconda delle diciamo esigenze. L'altra cosa che viene introdotta a questa metafora è che è il concetto del se siamo sulla stessa barca
no? Quello che succede alla barca succede a tutti, che vuol dire sostanzialmente dobbiamo essere tutti consapevoli e autoresponsabilizzati che siamo tutti sulla stessa barca. L'abbiamo capito benissimo con il Covid, no? E l'altra cosa è che se siamo sulla stessa barca e non vogliamo andare contro gli scogli, forse è il caso di rispettare e valorizzare i ruoli, nel bene e nel male, nel senso che anche chi ce l'ha deve autoresponsabilizzarsi per giocarlo nel modo corretto. Cose che sono tutte provocazioni che vorrei un attimo così buttare sul tavolo per la chiacchierata di dopo. Ecco allora che la visione, la risposta al problema dei sistemi complessi è quella che un po' avete messo anche nella locandina, cioè è quella: non possiamo più andare avanti in modo separato. L'approccio, quello che abbiamo visto prima, Risk Inform per lo sviluppo sostenibile, deve mettere a sistema in modo integrato tutte queste discipline che vanno dalle scienze, diciamo, sociali a quelle applicate alla tecnologia, all'economia, cioè bisogna mettere a sistema. E la linea rossa che diciamo le Nazioni Unite individuano è proprio questo obiettivo dello sviluppo sostenibile, ma con un, come dire, punto di partenza che è quello dell'essere informati su quelle che sono le situazioni di rischio. C'è chi addirittura ha ammesso che gli stessi obiettivi dello sviluppo sostenibile possono essere messi un po', qua c'è il cosiddetto modello della torta nunziale, no? Perché qua se lo vedete sembra un po' la torta nunziale, no? In cui c'è alla parte sotto quegli obiettivi legati alla biosfera, poi se c'è la società e l'economia, cioè non possono essere slegati, va visto comunque il tutto, ma uno dipende dall'altro, cioè alla fine il territorio è un sistema. Quindi l'altra riflessione è che andremo sempre più da un approccio specialistico a uno integrato e partecipato, e soprattutto si passerà dalla singola disciplina al, molto spesso si sente parlare multidisciplinarità, multi, è un'altra cosa che va abbandonata, bisogna andare verso l'inter, cioè l'interazione tra, non lavorare in maniera separata e poi mettere assieme le cose, perché se non abbiamo capito che i sistemi sono appunto complessi. L'altra cosa è che ormai è sulla bocca di tutti, le sorprese è diventata la normalità. Vedi Covid, qualcuno dice si poteva prevedere, cioè vedi l'Ucraina, va benissimo anche quello, a posteriori tutto è prevedibile, a priori chi mai l'avrebbe detto, potevamo averlo messo già nel piano di ripresa e resilienza se lo sapevamo. Quindi allora questo pone un problema fondamentale. Che significato allora ha se rispetto alle sorprese che dobbiamo affrontare anche di risposta sui territori, il concetto di previsione è quella che abbiamo sempre concepito o è un qualcosa di diverso? E la valutazione del rischio. Mi servono 15 cifre dopo la virgola in termini di probabilità per capire se succede qualcosa, o mi interessa sapere che cosa potrebbe accadere se? E quindi questo poi per mettere in campo anche modelli gestionali. Quindi questi sono tutti i temi all'ordine del giorno che hanno portato sempre le Nazioni Unite a dire dobbiamo cambiare paradigma. Anche nella diciamo risposta vedete nel mezzo qua c'è process management e navigation. Navigation proprio in quell'accezione della metafora della barca di prima, cioè quella di dire noi siamo in continuo movimento verso un futuro incerto, dobbiamo valorizzare l'esperienza del passato, ma dobbiamo sostanzialmente condurre la nostra nave. Quindi attraverso l'analisi, la valutazione, la decisione, ma l'azione, guardando al futuro che vogliamo in qualche maniera raggiungere. Questo sembra una cosa banale, ma banale non è, perché vuol dire che bisogna imparare a monitorare, anticipare, adattare e apprendere. E qui già una piccola provocazione. Quanto abbiamo preso dal terremoto del Friuli? Inteso, siamo stati bravissimi, ma quanto siamo pronti ad affrontare un altro terremoto se dovesse arrivare? Attenzione, contestualizzato alla situazione di adesso, che non è quella di quella volta, quindi queste sono tutte provocazioni che è giusto porle sul tavolo. Quello che però va riconosciuto è che all'epoca c'era una visione di futuro, perché hanno definito lo sviluppo, hanno definito la cosa e c'era una conduzione partecipata. Questo è un qualcosa che sicuramente va valorizzato, ripreso e contestualizzato nell'oggi. Hai introdotto veramente uno sguardo sia di rilettura ma di apertura complessiva ad una visione diversa del percorso ma anche dell'approccio. Chiederei a Mattia, no?
a questo punto si è parlato di sorpresa, si è parlato di emergenza, si è parlato di questo percorso in cui il quadro nazionale e internazionale sta cambiando approccio, no? Ma com'è la situazione? Esistono ancora le emergenze? Esistono ancora le sorprese? Oppure, prendendo approccio anche da quello che diceva Stefano, abbiamo fatto un salto di qualità e non veniamo più sorpresi? Allora, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Una battuta su quello che mi stai chiedendo prima di introdurre le slide. Secondo me fino al Covid pensavamo che le sorprese non esistessero più. Ci sono storici di caratura nazionale che erano usciti su diverse conferenze dicendo che ormai la vita è noiosa perché abbiamo una capacità di previsione dell'attacco a terra, del danno che ci aspettiamo, che è sufficiente a non essere, ad avere l'emergenza, ma senza il carattere di sorpresa. Io un po' ci credevo, devo dire. In realtà quello che abbiamo scoperto, mi pare, è che non è vero e che dobbiamo avere un approccio diverso, aperto, proprio perché l'emergenza non necessariamente proviene, come stavamo sentendo poco fa, da qualcosa di cui abbiamo potenziale previsione, non in termini di tempo ovviamente, non siamo degli strogoni che sanno quando arrivano i terremoti, ma in termini di territorio. Rispetto a questo faccio due passi indietro. Una battuta iniziale. Tenterò di condensare quello che volevo raccontarvi oggi in tempi più brevi, perché un po' di cose si sovrappongono e magari nella seconda parte cerchiamo di vedere un'altra esperienza di ricostruzione a cui ho partecipato e capire com'è andata quella cosa lì, per poter fare un po' di confronto magari, visto che si parla di un tessuto urbano piccolo e con delle possibili sovrapposizioni. Allora, di cosa parliamo quando parliamo di emergenza? Quando parliamo di emergenza dobbiamo renderci conto che l'emergenza, che è percepita come un evento esterno straordinario, in realtà, che noi riusciamo a prevederlo o che non riusciamo a prevederlo, è basata su una continuità non visibile che viene a emergere, cioè l'arrivo degli alieni non è un'emergenza. L'emergenza è una manifestazione ex mergo che viene alla luce, che esce dall'acqua, di caratteri nascosti e di elementi che prima hanno un valore solamente di studio o residuale nella vita di un territorio. Pensiamo a delle piccole scosse non rilevanti che si possono avere in tutto il territorio nazionale e che nell'emergenza arrivano a manifestazioni. Seconda cosa, l'emergenza, lo sentivamo poco fa, non è... Voi vedete il mio puntatore? Sì. Non è tutta la fase di alterità, ma se consideriamo un sistema stabile che viene interrotto da una catastrofe, che può essere un terremoto, che può essere una pandemia, che può essere un'alluvione o altro, l'emergenza è la fase che va dalla catastrofe in crescendo finché il territorio non trova una nuova stabilizzazione. Dopo si parla di ricostruzione, recovery, rigenerazione, con termini diversi che hanno accezioni e anche visioni della politica della rigenerazione e della ricostruzione differenti. Il terzo elemento che vorrei introdurre concettualmente in questa prima fase di chiacchierata è la linea del disastro. Il disastro è quella condizione oltre la quale il sistema non è più autosufficiente. Lo stato di eccezione del sistema è tale per cui il sistema non è più in grado di ritornare a una condizione di normalità, di autogovernarsi, ha bisogno di risorse esterne, sia in termini economici, sia in termini di governo, sia in termini di sostegno materiale. Per cui una buona pianificazione da una parte dell'emergenza, che adesso si chiama di protezione civile, anche se l'espressione non mi convince del tutto, e dall'altra di ricostruzione, adattamento, di trasformazione del territorio, deve essere finalizzata a mantenere un'eventuale emergenza al di sotto della linea del disastro. Prima parlavamo di prevedibilità.
è vero, non possiamo prevedere del tutto, ma è vero anche che il territorio parla e che dialogare col territorio, con i quadri conoscitivi, ci permette di sapere dove è più probabile che qualcosa accada. Qui questa carta la conoscete, la conosciamo tutte e tutti, ma molto di simile si può fare anche dal punto di vista del cambiamento climatico, dei rischi connessi agli impatti idraulici, idrogeologici, alla siccità e via dicendo. E interrogare il territorio significa da una parte guardare le carte e dall'altra cercare di capire come la mano dell'uomo, anche questo è stato, questa cosa che sto dicendo è stata prevenuta nel discorso precedente, come la mano dell'uomo agisce, trasforma e si inserisce in un contesto che è precedente, ma non è solo precedente, è anche persistente. I caratteri naturali continuano a manifestarsi nella misura in cui ci sono tempi di ritorno, ci sono eventi che ritornano e in cui quella mano dell'uomo a volte ha agito in maniera non conforme a una sicurezza in quel territorio. A me convince chi dice, e lo dico poi a mia volta, non per primo, che non esistono disastri naturali, esistono disastri causati dal fatto che abbiamo costruito in maniera non opportuna in un luogo in cui storicamente si stratificano eventi che possono portare a disastro. Vi faccio vedere qualche carta che abbiamo sviluppato l'anno scorso in un lavoro di ricerca assieme al professor Fabian, in cui confrontiamo in questo senso, in questa carta d'Italia, abbandono in bianco ed espansione con i pallini neri, con due tipi di rischio a noi purtroppo noti per i territori nordestini. Per cui se montiamo su abbandono ed espansione da un lato delle alluvioni, vediamo che c'è un concentrarsi di questi eventi, soprattutto dove l'espansione aumenta, per cui c'è una sovrapposizione tra l'aumento del consumo del territorio e l'aumento delle alluvioni, ma in una maniera cartograficamente molto ben rappresentabile. D'altra parte, se ci concentriamo sull'altra parte del territorio, abbiamo un aumento ovviamente non della manifestazione sismica, ma degli effetti dei terremoti, dove c'è un aumento dell'abbandono. Questo abbiamo provato a calcolarlo e abbiamo scoperto che se normalizziamo il numero di eventi sulla scala Richter e confrontiamo questo con la scala Mercalli, più ci spostiamo verso le periferie, più fenomeni con lo stesso grado di come si dice, di impatto sulla scala Richter e quindi di stimolo, hanno effetti molto maggiori in zone periferiche letti su una scala Mercalli, e quindi che il nostro uso o disuso del territorio porta a una relazione importante che diventa violenta nel manifestarsi di fenomeni di questo tipo. Come agisce in tutto questo il cambiamento climatico? Se riprendiamo il grafico da cui cominciavo prima, sostanzialmente il cambiamento climatico ci sposta il punto di partenza. Possiamo considerare il cambiamento climatico come una catastrofe globale, locale, che agisce e che ha efficacia non solo appunto globalmente, quindi in termini di grandi fenomeni epocali, ma anche localmente, con l'aumento dell'intensità delle precipitazioni, l'aumento dei tempi di siccità, delle giornate di alte temperature e non solo, come vedremo tra poco, e che quindi ci sposta nella nostra condizione normale di vita a uno stato più vicino al disastro, e che quindi ci impone di dover pianificare, progettare, trasformare con molta maggiore attenzione, perché il tempo che abbiamo, sia il tempo materiale che il tempo misurato in risorse, da un'eventuale catastrofe è molto minore per riuscire a evitare che questa catastrofe ci porti a un disastro. In questa immagine vediamo su
una sostanziale stabilità del numero di eventi sismici in Europa di certo rilievo, un aumento degli eventi idrogeologici molto, molto marcato rispetto al primo dato, che non fa che confermarci il fatto che abbiamo un aumento della pericolosità locale legato appunto agli scenari climatici. Attenzione, non dobbiamo pensare che poiché il cambiamento climatico non agisce sui terremoti, le due cose vanno trattate assieme. Se pensiamo all'esempio di Rigopiano, in cui in poche ore sono caduti metri di neve, e contemporaneamente ci sono state 4 scosse di intensità maggiore che hanno attivato una frana storica che ha preso corpo. Ora sicuramente c'è chi ne saprebbe parlarle meglio di me, essendo in un consesso di geografi, come si dice, ha aumentato la sua portata a causa della quantità di neve caduta. Vediamo che se anche non c'è un'interazione causale tra i due fenomeni, tra cambiamento climatico e mondo riguardante la sismica e gli eventi geologici, ci può essere una concomitanza che genera eventi maggiori. Dove accadrà il peggio, secondo studi europei che possono essere descritti in questa carta, la maggior parte degli scenari di disastro che ci aspettiamo legati al cambiamento climatico sono nel sud Europa e nelle aree costiere. In particolare, come Italia, Grecia e Spagna, siamo particolarmente, scusate il bisticcio linguistico, particolarmente suscettibili a questo tipo di scenario. E quindi dobbiamo aspettarci innanzitutto una variabilità. Prima parlavo del fatto che consideriamo, o almeno prima del Covid io stesso pensavo, di poter risolvere più o meno tutto attraverso una buona pianificazione posata su una buona conoscenza territoriale. Queste due immagini ci aiutano forse magari a sorridere, spero di avervi strappato un sorriso, o quantomeno comunque a riflettere su questo. A sinistra abbiamo, è lo stesso periodo, ci troviamo a destra sulle Alpi e a sinistra ci troviamo a Madrid nel gennaio del 2021. Però se è vero che abbiamo un carattere di variabilità, abbiamo anche dei caratteri sociali che sono leggibili, sono confermati nella loro interazione e che ci portano a dover considerare comunque delle conoscenze di base che abbiamo e su cui c'è un lavoro continuo di lettura che si confermano poi negli episodi di danno. Adesso vi mostro rapidamente da una parte questa immagine che è la distribuzione della povertà a New Orleans nel periodo legato all'uragano Katrina, e qui successivamente vediamo le geografie dell'impatto, per cui se da un lato appunto facciamo i conti con la variabilità dei fenomeni, dall'altra la conoscenza dei quadri conoscitivi come supporto alla pianificazione si conferma di grande, e le geografie che possiamo leggere dei territori si confermano di grande utilità per la previsione di quanto poi potrebbe accadere in termini di impatto. Tutto questo ci permette di ragionare su vecchi rischi e nuovi rischi, l'interazione tra fenomeni che conosciamo, sismici, idraulici, idrogeologici e stimoli legati al cambiamento climatico nei termini di lettura del territorio. Ci sono delle competenze che abbiamo nella lettura del territorio, delle forme. Quello che vediamo in carta qui rappresentato è l'edificato di Roma sottoposto ad alto rischio di esondazione del Tevere nella zona prossima allo Stadio Flaminio, e di cui abbiamo già contezza del fatto che sarà fortemente interessato, certamente fortemente interessato da eventi maggiori che comporteranno sconvolgimento. Cosa ci facciamo noi con questa conoscenza di un rapporto tra le forme urbane e le emergenze a venire, emergenze sismiche ma anche emergenze climatiche, come stavamo dicendo?
A mio avviso tutto questo ci deve portare a riconoscere i disastri a venire come dei disastri che avverranno e non che potrebbero accadere. Ripeto, non sappiamo, non abbiamo certezza, non abbiamo contezza di quando questo accadrà, ma ci sono dei fenomeni di cui siamo certi che si ripresenteranno. E a cosa ci può servire questo? Ci deve servire innanzitutto, io ritengo, a mettere in discussione dei sistemi consolidati, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista sociale ed economico, che fino ad oggi da una parte sono mantenuti e manutenuti per dei valori considerati importanti o perché la spesa per modificarli è considerata troppo rilevante, ma che sappiamo già che saranno messi in discussione in difficoltà delle emergenze di là da venire. Una delle domande che vi pongo provocatoriamente con questo mio intervento è: cosa ce ne facciamo di tutto questo patrimonio? Tutto questo patrimonio consolidato, importantissimo, difeso, che abbiamo estremamente diffuso in questa nostra pianura, per cui se un edificio ha più di 70 anni ed è all'interno di un centro storico deve essere quantomeno valutato, se non tutelato, prima di una qualsiasi opera di intervento su di esso, ci mette in condizione di poterci difendere. È possibile fare un adattamento al cambiamento climatico e una reale prevenzione fisica e non solo di protezione civile di fronte ai terremoti che avremo in questo paese, o è necessario metterlo in discussione? In che modo si può mettere in discussione questo senza perdere però i valori patrimoniali che abbiamo scoperto in questi ultimi decenni? Secondo, partire dagli eventi nella progettazione, perché se sappiamo dove accadranno eventi maggiori e eventi minori, salvo equivoci e scoperte, come dicevamo prima, con la necessità di conoscere una variabilità, ma altrettanto di una profonda domesticità degli eventi nelle nostre città, rimettere in discussione le città e il loro sviluppo, i territori e il loro sviluppo a partire dagli eventi che vedremo. Cambiare i processi di pianificazione, per cui non considerare più il piano di emergenza e il piano di adattamento come figli della pianificazione ordinaria, che si chiami piano di governo del territorio, che si chiami piano regolatore, che si chiami piano territoriale, e mettere in discussione questa anche a fronte di una pianificazione della ricostruzione che non può essere destinata solamente a una fase post-evento, ma che deve essere in qualche modo forse anticipata, prevenuta con delle riflessioni in anticipo rispetto all'evento stesso. Questo è uno schema che stiamo proponendo adesso come gruppo di ricerca, che è uscito da alcune ricerche che ho svolto anche in collaborazione con alcuni colleghi e che prova a stravolgere questo, per cui prova a mettere l'analisi degli effetti del cambiamento climatico nei territori e la pianificazione emergenziale a monte di una pianificazione, di un'eventuale ricostruzione, e solo al compimento di questo ci porta a discutere dell'adattamento non verso una difesa del costruito, ma verso una anticipazione di quello che desidereremo attraverso dei processi ricostruttivi, e solo al termine di tutto questo provare a considerare quindi cosa deve fare la pianificazione territoriale ordinaria. Chi sono i soggetti e le questioni da prendere in considerazione? Prima si parlava di complessità. La complessità si basa, secondo me, secondo gli studi che sto portando avanti, che stiamo portando avanti come gruppo, su 3 aspetti assolutamente necessari. Gli attori, le comunità, non nella misura in cui gli attori ti dicono cosa fare e dove fare, ma nella misura in cui ci permettono di leggere il presente e il futuro di un certo territorio. Il luogo, non è possibile pensare di progettare uno sviluppo di un certo tipo se non si ha una contezza del luogo in cui ci troviamo, e non tutte le soluzioni vanno bene per tutti gli spazi. E soprattutto, lo dicevamo prima, l'inaspettato, cioè l'apertura a eventi che non controlliamo. La metafora della vela di prima, della barcavela di prima, è perfettamente corrispondente a quello che sto tentando di dire. L'apertura a una non conoscenza completa di quanto avverrà nei territori di cui ci stiamo occupando.
Grazie Mattia. Io credo che i due interventi che abbiamo sentito ci disegnano veramente dei nuovi percorsi e dei nuovi approcci, in cui le parole chiave sono conoscenza, competenza, un diverso modo di intendere la pianificazione, ma azione. Mi ha colpito molto quello che poi ho un po' bruscamente interrotto nell'ultimo discorso di Stefano, ma veramente abbiamo imparato o dimenticato così in fretta, non tanto individualmente, ma anche a livello di competenze, di conoscenze, quella che una volta si chiamava subcultura del disastro, no? In maniera che adesso il nostro agire non ci permetterà di attivare questi processi, io direi anche di riflessione molto sofisticata per gestire l'emergenza, il disastro e la ricostruzione, o il recovery inteso in senso più ampio. Ma io ti rispondo con una risposta che sembra paradossale, nel senso che non abbiamo dimenticato, ci siamo iperspecializzati e separati, no? Cioè abbiamo perso quello che era forse quella saggia, come dire, messa a sistema, che prima abbiamo citato la ripartenza dopo il terremoto del Friuli, è stata la chiave di volta del mettere a sistema, attenzione, non solo in modo interdisciplinare, ma anche intersettoriale, intergenerazionale, tutto. Quando io citavo inter, che è quello che viene oggi proposto, in realtà c'è stato, ma ha funzionato talmente bene che poi ha gemmato, una volta passato, come dire, usciti dalla fase calda, tra virgolette, una iperspecializzazione di chi aveva partecipato. Ci siamo separati, non lavoriamo più insieme, non abbiamo più una visione in cui ho più punti di vista. Questa è forse la risposta paradossale, nel senso che siamo andati avanti con la conoscenza scientifica della singola disciplina, ma abbiamo perso questa capacità di vedere il problema come un tutto, che è il tema della complessità che oggi diciamo è centrale. E quindi questa necessità di come dire, ritornare ad avere una visione trasversale è fondamentale. Però qui c'è l'altro paradosso che ho cercato un po' di sottolineare, che nel momento in cui ritorniamo a metterci tutti attorno a un tavolo, visto che siamo diventati tutti molto più bravi nella nostra disciplina, rischiamo di fare i talk show, cioè rischiamo di fare ragionamenti, valutazioni, riflessioni, progetti, eccetera, eccetera, e non si passa mai all'azione. Oppure, quando si riesce a passare all'azione, è già passato quel tempo che ha già cambiato il contesto, per cui per definizione quella cosa che avevi pensato non è più attuale. Quindi la vera sfida è riuscire a, come dire, ritornare a fare un gioco di squadra su un tema che è in continuo cambiamento sul pezzo, per riuscire a mettere a sistema più rapidamente possibile, passatemi il termine, la miglior conoscenza pragmatica che c'è per affrontare il problema. Questa forse è la sfida di ogni singola nostra, adesso parlo anche del mondo accademico, anche del mondo dei nostri settori scientifici disciplinari, che già questo fa ridere, no? Perché parliamo di messa a sistema, complessità, e poi noi andiamo avanti con i settori scientifici disciplinari, no? Questo già, e se poi non pubblichi nel tuo settore scientifico disciplinare, e questo vale un po', se ci pensi, lo specchietto anche nella strutturazione della pubblica amministrazione. Andiamo avanti per compartimenti stagni, cioè andiamo avanti con quella direzione che si occupa di quello piuttosto che di quell'altro, cioè noi abbiamo una compartimentalizzazione nella gestione del problema che cozza con la necessità paradossale di riuscire a rimettere a sistema le conoscenze che comunque nei vari compartimenti hanno fatto dei passi avanti da gigante, ma non riusciamo a rimetterli, come dire, a terra, scusa il termine, nel tempo necessario o comunque ci viene messo a disposizione per poter agire. E questo l'abbiamo visto anche col Covid, queste cose
poi anche i non addetti ai lavori c'è un rischio in prospettiva, che non credono più nella scienza, no? Perché dopo se non riusciamo a passare, ritorniamo alla famosa battuta che fanno a quella accademia, noi dobbiamo risolvere il problema concreto. Se parliamo di resilienza dei territori, non possiamo non puntare come obiettivo al realizzare qualcosa. Quello che dobbiamo far passare è cerchiamo di realizzare il meglio possibile in una logica partecipata di ragionamento d'insieme, ma che deve passare all'agire, altrimenti diventano bei discorsi. Ecco, questo è un po' un tentativo di risposta alla tua provocazione, che secondo me è del tutto, diciamo, non siamo solo noi. Quando vi ho fatto vedere sta cosa, un po' questa strigliata che anche le Nazioni Unite stanno cercando di dare, di dire andate verso un approccio, diciamo, intersettoriale, andate verso un approccio integrato, cercate di mettere a sistema varie discipline. Cioè, io sogno, adesso rimaniamo nell'ambito anche nostro accademico, sogno un dipartimento che non è dei geografi, degli ingegneri, delle cose, cioè il tema, supponiamo, resilienza territoriale, devo andare dal giurista al filosofo, cioè tutto ciò che è territorio, perché se no non affronto il problema, o meglio, sono miope rispetto a un punto di vista che è importantissimo. Questa è la sfida che ci sta dicendo anche diciamo, le varie agende, no, E il paradosso, sapete qual è? Anche un po' nelle mie ultime esperienze, perché sto girando un po' il mondo nei vari... C'è un paradosso, che chi è più bravo a mettere in pratica queste cose sono i paesi in via di sviluppo. Proprio quelli che non hanno sviluppato in maniera super spinta le iperspecializzazioni, quindi pensano di essere portatori ma quelli che fanno arrivare le competenze e le mettono a sistema per risolvere un loro problema. E devo dire che hanno una capacità di, tornando al discorso di prima, tradurre in azioni e di cose concrete che molto spesso nei paesi anche più avanzati, cito il Giappone piuttosto che gli stessi Stati Uniti, lasciamo perdere l'Italia, non riescono a fare. Quindi questo è un po' il paradosso che stiamo vivendo in questo momento. Sì, senti, volevo chiederti una cosa, dal tuo angolo di visuale molto privilegiato, essendo tu un attore che si muove a livello locale, nazionale e internazionale, questo tema di cui ci parlava anche Mattia, il tema del cambiamento climatico, eccetera, come viene vissuto? Viene vissuto come una sfida, tra virgolette, emergenziale, oppure è solo uno sguardo o un tema di fondo che va a alimentare nuove situazioni di stress territoriali? Allora, ti do il percepito che ho. Allora, intanto, diciamo, non diamo per scontato perché solo recentemente viene vissuto come qualcosa che effettivamente esiste, perché sapete tutto il dibattito che per un certo periodo c'è stato, ma vediamo. Ecco, quindi adesso ormai la consapevolezza che esiste c'è. Siamo passati nella fase che potrei definire, bene, se esiste dobbiamo fare assolutamente qualcosa. Quindi siamo in una fase di, come dire, ricerca, no, di quello che è delle soluzioni che possono dare delle risposte che ovviamente devono essere contestualizzate, e ritorniamo nel discorso di prima. Quindi la stessa, quell'agenda che vi ho citato prima, che verrà presentata adesso proprio a Bali, dà proprio delle indicazioni di questo tipo, dice... tenendo conto anche, ma non solo dei cambiamenti climatici, prima Mattia ha presentato anche Roma, cioè l'urbanizzazione, cioè, perché l'abbiamo detto, i disastri non sono legati all'evento naturale, anche a ciò che viene, è l'insieme delle cose che deve essere gestito. Quindi anche la Urban Agenda, la parte climatica, sono tutte cose che devono essere messe a sistema. Nella slide che volevo finire, che adesso non voglio perdere tempo a farvela vedere, c'erano le varie linee delle agende, l'agenda di Parigi, il cambiamento climatico, no, tutto quello, l'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile, Sendai Framework, che viene traguardato da parte delle Nazioni Unite nel 2050, noi adesso lavoriamo tutti per il 2030 perché c'è questa cosa, ma il 2050 è già previsto che devono essere, come dire, integrate, e la parola è quella che abbiamo visto prima, cioè quella quel filo rosso che deve mettere in maniera, diciamo, intersettoriale attorno a un tavolo i vari punti di vista.
E questa è la vera sfida. E il paradosso è che ci riescono più i paesi, tra virgolette, con meno competenza, in cui arrivano le competenze da fuori, ma sono disposte a mettersi, come dire, a sistema, che non a casa propria, dove ognuno lavora per compartimenti stagni perché ci sono le varie parrocchie da difendere. Quindi questo è un po' il paradosso che stiamo vivendo. Grazie Stefano anche per queste ulteriori riflessioni che poi spero vengano riprese anche a livello di dibattito. Io chiederei a Mattia allora di fare un ragionamento anche partendo dagli stimoli ultimi di Stefano e ragionando sulle tue competenze in cui si ragiona molto anche proprio sul tema urbano. Allora, la domanda è concreta e precisa e facile da rispondere. No, scherzo, cerco di dare un quadro generale. Allora, la prima riflessione che mi viene da porre è sul fatto che è necessario in questo non, come diceva Stefano, specializzarsi in termini di ambito, ma cercare di specializzarsi in termini di territorio, per cui non cercare di costruire delle soluzioni framework che arrivano da un quadro normativo nazionale che tentano di scendere sempre di più nel dettaglio e che rimodernizzano in senso diverso il territorio, ma che cercare come gruppi di competenze, come anche nei contrasti, nei conflitti tra le competenze, di trovare una continuità, una discussione possibile attraverso il riconoscimento della pluralità, dell'alterità e dell'individualità dei singoli territori, per cui cercare di andare a costruire la proposta a partire dalle molteplicità, dalle differenze, dalle espressioni proprie dei territori. La seconda riflessione che provo a fare su questo è cercare di capire dove alcune cose sono già successe. Ieri stavo ragionando con alcune studentesse, alcuni studenti di un master che mi chiedevano ma come facciamo a capire dove sono le soluzioni che dobbiamo prendere. Ci sono soluzioni del passato che sono molto utili oggi, ragionando in termini di altrove. Le piazze dei borghi greci storici sono piazze alberate, lo sono sempre state. Perché non possiamo ripensare i nostri centri storici sempre più caldi, completamente minerali, essendo dei ragionamenti di quel tipo? O allo stesso modo, se pensiamo alle strade dei borghi spagnoli in Andalusia, in cui normalmente c'erano coperture di rampicanti per impedire il riscaldamento, perché non possiamo imparare dove è sempre stato caldo, da dove è sempre stato caldo, come facevano storicamente, senza necessariamente doverci inventare delle tecniche nuove? E in terzo luogo, è quello che dicevo prima, non dobbiamo dare, credo, il consolidato fisico, il considerato economico dei modelli sociali di governo come un dato oggettivo che dobbiamo difendere. Non dobbiamo affrontare i rischi territoriali, i rischi urbani come qualcosa da cui dobbiamo difenderci, alzando muri sempre più alti, ma dobbiamo capire come rimettere in discussione, anche al punto di rimettere in discussione, io credo, lo stock di patrimonio che abbiamo, per capire come trasformare ciò che abbiamo verso ciò di cui abbiamo bisogno. Bene, io direi che ci stiamo avviando alle conclusioni, aprirei il dibattito, credo che abbiamo avuto moltissimi stimoli e ringrazio ancora una volta sia Stefano che Mattia per il contributo a questo tema che ahimè forse ci vedrà sempre più protagonisti, no? Più o meno coscienti, più o meno preparati e forse di emergenze anche inaspettate. Vedo Andrea Guaran che ha alzato la mano, ti do la parola. Grazie. Sì, chiaramente adesso un volo un po' più puntuale, nel senso da queste riflessioni di ampio spettro, a me interessava una precisazione da chiedere a Stefano Grimaz, quando presentava, cioè cercando di leggere appunto il terremoto del Friuli o le due fasi traumatiche del maggio e del settembre all'interno del ciclo di gestione dei disastri che hai presentato. L'intervallo
estivo sostanzialmente, vero? Dal maggio a settembre. Ha comportato sicuramente attività di risposta, ma anche già attivato, usando quel linguaggio appunto, già attività di recupero che dopo sono state in che modo rimesse in discussione, se già di recupero si poteva parlare alla luce appunto di quanto è successo successivamente. Assolutamente sì, Andrea. Cioè, paradossalmente quella è stata la nostra fortuna. Se non ci fosse stata, adesso ovviamente prendiamolo tra virgolette, ma dal punto di vista di quello che è accaduto dopo, se non ci fosse stato il terremoto di settembre, noi avremmo visto ciò che è successo a settembre nel terremoto successivo. Cioè, il terremoto di settembre ha chiuso il cerchio, cioè, come dire, ha dimostrato che quel tipo di, non tanto di risposta emergenziale, perché quella c'è stata, ma di inizio di ricostruzione, che chiamavano riparazione, no? Ma era già in una logica, torniamo dentro nelle case, se vi ricordate c'erano le tende nel cortile, no, della casa, poi c'era chi l'aveva sistemata, era già tornato in casa, avevano già fatto, se vi ricordate, anche degli interventi di messa in sicurezza, non quelli moderni, ma con i tiranti, no? Tutti quegli interventi che sono sempre esistiti e funzionano ancora, no? Però hanno dimostrato che alcune scelte erano state fatte un po' senza dei ragionamenti mirati su degli interventi coordinati che avevano un senso. Il terremoto di settembre, che ha sostanzialmente stoppato tutto, sarebbe come dire: ho chiuso il cerchio. E per quello è un altro esempio di resilienza, perché la volta successiva, cioè col 15 di settembre, nel ripartire è stato ripensato il modo di partire. Cioè si è detto: fermi tutti, intanto mandiamo chi dobbiamo difendere nella zona balneare, perché dobbiamo prenderci un attimo di tempo per capire come muoversi. Secondo, chiamiamo chi ci può dare delle indicazioni. Terzo, si è capito che bisognava mettere in piedi diciamo così, una macchina di gestione, no, di un percorso che sarebbe stato lungo e andava coordinata. Nasce la segreteria generale straordinaria, vengono aperti tutti i confronti scientifici tra noi, gli sloveni, i croati, c'era stato il terremoto di Skopje, cioè per portare sostanzialmente le migliori conoscenze dell'epoca, sia in ambito strutturale, urbanistico, le grandi discussioni, Udine, la mega city, la distribuzione, tutte le discussioni con la popolazione, quindi quel concetto di partecipazione anche accesa, cioè Mauro ne può raccontare più di me di queste cose qua. Quindi, che cos'è stato il terremoto? Il nostro terremoto ha avuto nella sfortuna, la fortuna di avere due, come dire, siamo saliti sul ring e abbiamo preso due bei pugni nello stomaco. Dopo aver preso il primo, il secondo ci siamo un po' organizzati meglio, non so se mi spiego. Il concetto però è quello. E il terzo? Cioè, io facevo la battuta prima. Attenzione che, come diceva anche prima Mattia, è risaputo che in zona sismica i terremoti ritornano, le cose, è risaputo che in zona d'alluvione le cose ritornano, è risaputo che le Cinque Terre sono bellissime, ma me le hai costruite nel compluvio della cosa, e poi se mi hai messo sottoterra tutti i rivoli, no, con un tubo che al massimo porta una certa portata, se piove di più ti tira giù mezzo Cinque Terre. Cioè, cosa voglio dire? Se noi non capitalizziamo l'esperienza precedente, non cerchiamo di mettere a sistema le cose, vuol dire che quel concetto di resilienza, che è chiudere il cerchio la volta successiva in maniera migliore, quindi subire di meno, ma anche essere più capaci a rispondere, ma partendo già dal prima, cioè quello di dire: impariamo dalle esperienze precedenti. Se uno ci pensa, sono molti testi anche che lo dicono, quel concetto di resilienza è il nostro concetto dell'evoluzione. Quando eravamo piccoli, a forza di cadere abbiamo imparato a camminare, cioè se io imparo non dagli errori, ma dai miei tentativi di risolvere il problema, perché non ho detto che ho fatto un errore, lo so dopo che ho fatto un errore, perché io l'ho fatto nel migliore modo possibile, ma senza fermarmi poi a capitalizzare quell'esperienza lì in termini di build back better, cioè di introduzione dell'innovazione, tant'è che si parla di resilienza ecologica, il modello ecologico della resilienza, cioè quello evolutivo, quello che integra all'interno del sistema questo continuo ciclo che apprende
dai tentativi di risolvere il problema. E questa è un'altra sfida, perché significa che è un approccio dinamico, cioè non è che adesso ci mettiamo tutti attorno a un tavolo, troveremo la soluzione perfetta, poi la vareremo, cioè deve essere in continuo movimento, cioè deve essere un sistema che deve essere pronto a rispondere in maniera sistemica, ma in tempi, cioè prontezza di risposta. Noi siamo ancora un po' lontani da questo. All'epoca il terremoto del 15 settembre proprio perché eravamo già in emergenza, bam, ha messo tutti subito a sistema, dalla politica tutti, no? E anche a livello di scala, anche a livello nazionale, locale, comunale, cioè il terremoto di settembre, tutti hanno capito che o si faceva sistema o non ne saltavi fuori. Non riuscivi a fare questo ragionamento dopo il 6 maggio, Quindi anche questo va tenuto presente. La vera sfida è riuscire a far nascere questa sensibilità all'esigenza di andare in questa direzione in tempo di pace, ma è una sfida, come dire, è un sogno, un'utopia, però è quello verso cui dobbiamo tentare di andare, perché altrimenti poi ci costringerà la catastrofe in sé. L'abbiamo visto nel Covid e adesso lo vediamo nell'Ucraina, no? Però impariamo anche da questo. Dico solo una cosa, Mauro. Noi come università col Covid, chi diceva attenzione che ci possono essere le prossime ondate, no, torniamo come dalle tende alle case, no, torniamo, siamo arrivati alla quarta ondata e dicevo va bene, impariamo. E un po' abbiamo imparato, perché se ci pensate anche come sistema nostro, cioè la seconda è stata meno impattante della prima, la terza, cioè no, non potevi sapere a priori tutto, no? Però se metti a sistema e ogni giro riesci a migliorare, forse impari a far sì che le prossime volte forse non sarà neanche una pandemia, ma devi capitalizzare. Forse si doveva controllare meglio gli iperspecialisti che parlavano in televisione. Bravo, torniamo al discorso di prima. Ci sono altre domande? Ci sono domande? Perché altrimenti ne farei una a Mattia. Tu alla fine hai sottolineato in maniera importante il ruolo degli attori, dei luoghi. Io vorrei ragionare, e dopo do la parola a Nadia anche brevemente sul ruolo degli attori. Vedendo un po', io, come ricordava Stefano, mi sono occupato un po' di analizzare i movimenti di base nell'esperienza del terremoto del Friuli, no? Il coordinamento delle tendopoli, eccetera, eccetera. Mi sembra però che in questa evoluzione, anche nell'affrontare l'emergenza, la risposta al disastro e anche le fasi di ricostruzione, si sia ritornati invece ad accentrare moltissimo, a essere una funzione molto centralista e a dimenticare un po' il ruolo degli attori. Allora mi piaceva capire nelle tue esperienze e nei tuoi studi se potevi dirci qualche parola di più su questo tema degli attori, però prima di rispondere darei la parola anche a Nadia se vuole fare una domanda, magari per cui dopo Mattia o Stefano rispondono. Grazie Mauro, sì, io sono stata particolarmente colpita, vabbè, ringraziando entrambi i relatori comunque, dal termine che ha utilizzato, che poi insomma ha un significato molto forte, che ha utilizzato Mattia Bertin, quello ovvero di riconoscere, cioè che dobbiamo ormai riconoscere che i disastri sono in continuo divenire e accelerati poi dai processi di cambiamenti climatici e questo mettere in discussione sistemi consolidati e in questo Mattia ha posto anche la questione dei beni culturali, del patrimonio culturale e quindi sistemi consolidati sono in questo campo quello della tutela, della loro conservazione e pensando a realtà, io ho avuto modo di collaborare con Lorenzo Fabian, con il laboratorio di città e territorio che proprio fa lavorare gli studenti su scenari futuri legati a quella che sarà Venezia e la sua laguna da qui al 2100, quindi con la probabile perdita di una delle città che insomma sappiamo essere più fragili probabilmente al mondo e quindi di quello che è il patrimonio che sarà presente. Cosa vuol dire saper riconoscere? Cioè che forse probabilmente dovremmo anche rinunciare a qualcosa a cui noi teniamo molto in termini di patrimonio. Ecco, questa era la mia
la mia domanda, che insomma apre una questione ampissima, insomma, però insomma è importante. Grazie. Grazie per entrambe le domande. Non riesco a condensarle in una risposta sola come avrei voluto, ma cerco di dare due risposte brevi e il più possibile efficaci. Rispetto a quello che mi chiedevi, Mauro, allora, le esperienze sono state molto diverse, ogni emergenza sismica in particolare in Italia è stata estremamente diversa, ci metto dentro anche Vaia perché ho avuto esperienza anche di quello. Di quelle a cui ho partecipato, per cui l'Aquila, l'Emilia, Terremoto in Centro Italia e Vaia, delle maggiori, il rapporto con gli attori è stato ogni volta ripensato da zero, a volte in maniera con logiche fortemente verticali di comando di controllo, di esclusione della popolazione, anche di sospensione dei diritti di assemblea e di alcuni diritti civili, pensiamo all'Aquila. In altri è funzionata in maniera molto diversa. In Emilia la collaborazione è stata soprattutto quasi esclusivamente col privato imprenditoriale, per cui con la riattivazione dei sistemi economici innanzitutto, con l'introduzione di alcune esperienze anche di solidarietà, di spostamento del lavoro dentro le fabbriche agibili dove possibile, per cui si alternavano giorno e notte produzioni diverse per non perdere la continuità della produzione. In Terremoto in Centro Italia, a parte che erano 4 regioni, ciascuna ha fatto di testa sua, ma ci sono stati dei casi molto interessanti di coinvolgimento della popolazione nel ripensamento subito delle prime fasi. Purtroppo però tutte queste esperienze hanno portato, secondo me, a una sostanziale tentativo di ritorno agli elementi precedenti. Io credo, e ve ne avrei parlato se avessi avuto tempo, l'esperienza di ricerca applicata che ho avuto la grande fortuna di condurre a Cascia nella progettazione della ricostruzione post terremoto Centro Italia di un'area a fianco al centro storico, che è stata molto forte, molto efficace dal punto di vista del coinvolgimento della popolazione, che poi in realtà non è stata applicata se non minimamente. Io credo che abbiamo dei problemi a monte nell'individuare questi attori che la protezione civile ormai ci chiede fortemente di individuare, di coinvolgere nelle fasi di pianificazione, che però alla fine dei conti viene coinvolta più come soggetto che si deve curare che come portatore di conoscenze, competenze e visione sul territorio. Per cui, prima risposta, ogni caso è stato a sé stante. Secondo, non abbiamo imparato a fare questo coinvolgimento della popolazione in maniera organica, progettuale. Rispetto invece a quello che chiedeva Nadia, non ho una risposta, è una questione su cui mi sto molto interrogando in questo momento e penso che se non facciamo i conti in maniera diversa con il patrimonio, come stavi dicendo tu, inevitabilmente avremo delle colossali perdite di patrimonio, perché non saremo in grado di ripristinare, ricostruire al ritmo e con le necessità in cui dovremo farlo se non lavoriamo sulla trasformazione. Per cui io ritengo che uno scenario come quello di perdere Venezia nel prossimo secolo o perdere l'abitabilità di Venezia, perché Venezia comunque in qualche modo rimarrà, anche se magari allagata fino a metà di tutti i piani terra, non succederà, ma ipotizzo per discutere, per stravolgere. La questione che dobbiamo porci è: il patrimonio ci serve per ricordare quello che è stato o ci serve perché è bello vivere in un contesto di patrimonio diffuso? Se la risposta è la prima, pazienza se diventano inabitabili, perché ne manteniamo la memoria attraverso la loro museificazione diffusa. Se la risposta è la seconda, cosa che io ritengo fortemente, dobbiamo capire come trasformarlo questo patrimonio, come metterci le mani, come salvare quegli aspetti che sono gratificanti dell'avere una relazione col patrimonio senza necessariamente considerare per questo di dover difendere i manufatti per come sono fatti. Spero di aver risposto. Io resterei qui a discutere su questi temi per ore, però vorrei chiudere dando la parola a Stefano, che tra l'altro su questo ultimo argomento, in quanto lui collabora proprio
con l'UNESCO per mettere a punto i criteri per difendere e la salvaguardia e la messa in sicurezza dai patrimoni iscritti nel WHL, nella World Heritage List. Allora credo che abbiamo, cioè, un esperto o comunque una visione esperta in casa a cui farei concludere questa interessantissima conversazione. Ma sì, questo solleva, mi aggancio a quello che diceva adesso ultimamente Mattia, no? Perché quando tu individui un bene tutelato dall'UNESCO hai i famosi attributi che diventano, come dire, i valori associati a quell'entità fisica o neanche non fisica, no? Che poi tu vuoi andare a tutelare. Quindi e non solo, ma quando poi vengono istituite queste diciamo, siti, queste cose, viene anche chiesto alla popolazione, cioè al soggetto che diventa il custode sostanzialmente di questo bene universale, non solo di curarlo, quindi e qui potremmo anche dire fino addirittura arrivare alla mummificazione, per usare il termine che ha usato Mattia, ma piuttosto di valorizzarlo in termini anche di fruibilità, cioè diventa un patrimonio per tutti sostanzialmente. E qui tra questi elementi che va ricercata una soluzione che non può che fare i conti anche con la cultura della popolazione che vive quei luoghi, no? Se prendiamo ad esempio molti siti diciamo protetti dall'UNESCO in area asiatica, dove la cultura della risposta ai disastri è lo faccio apposta che crolli perché poi lo ricostruisco, capite che è una cultura diametralmente opposta alla nostra, che è no, io lo vado a rendere più sicuro perché così non crolli, ma in realtà lo sto distruggendo il valore che volevo proteggere. Porto un esempio banale che sembra stupido, ma pensate che anche qui ho dovuto gestire questi ragionamenti, anche pensate al discorso di vigili del fuoco, no? Io devo proteggere un bene culturale dall'incendio e quindi devo andare a distruggere parti delle murature, queste cose, perché se no passa il fuoco. Ho capito, ma se io lo devo proteggere e per proteggerlo lo devo distruggere, no? E allora lì devi cambiare la prospettiva, come giustamente ha già detto Mattia. Non è che tu devi mantenere quella cosa lì, puoi cambiare la modalità di interfacciarti tu con quel bene, l'uso, la modalità di valorizzazione, il rapporto che ha con la collettività sia locale che generale. Queste sono le sfide, però è ovvio che se rimaniamo vincolati, qui torno a quello che dicevo prima, noi abbiamo un grosso problema, abbiamo dei vincoli diciamo di manovrabilità che sono costretti dalle normative molto rigide, che danno pochissima flessibilità, che non lavorano sui valori, lavorano sulle regole, no? E quando tu hai delle regole che sono estremamente rigide, che sono più sul cosa devi fare piuttosto che che cosa dovresti raggiungere, non hai possibilità di manovra. Quindi questo è un ripensamento che, come dire, dovrebbe essere fatto anche su un mantenimento della valenza dei valori che hanno portato a questo tipo di tutela in tempi passati, ma rivisto in una logica di obiettivo e non di, chiamiamolo così, regole precise da fare. Questa è la vera sfida ed è quello che si sta facendo a livello anche internazionale nel dare delle indicazioni su come diciamo affrontare, tenendo conto delle diverse culture, perché il bene non è il bene in sé, il bene è con la cultura del custode che è la cosa, questa è un po' la... E quindi ancora di più quel concetto di territorio, no, che hai introdotto all'inizio di questa chiacchierata, che non è solo la parte fisica o solo la parte economica o solo la parte ingegneristica, è l'insieme del tutto che va mantenuto. Nel contesto spazio-tempo, che questa è una grande sfida. Va bene, grazie ancora. Io colgo l'occasione vedendo anche Pierpaolo Zanchetta che magari a un prossimo appuntamento di Divagando potremo affrontare il tema dei patrimoni e del patrimonio e dell'UNESCO, in quanto sia Pierpaolo che il sottoscritto siamo coinvolti nel patrimonio Dolomiti UNESCO
in cui tra l'altro ogni anno avvengono crolli di pareti dolomitiche, di campanili, e quindi un tema assolutamente attuale, potrebbe essere un Ecco, bel tema di Mauro, discussione. faccio solo una battuta che è ritenuto valore da tutelare, cioè quello lo stesso attributo che deve essere, è lì il bello, che quello che noi consideriamo sotto un altro punto di vista la catastrofe, e invece è il valore che è trasformativo della bellezza delle Dolomiti e delle cose, che devi tutelare e che continui ad accadere. quindi questa è un po' la battuta. No, Sì, ma siamo... sicuramente. Sì. Paolo. Colgo positivamente la proposta e credo che bisogna proprio spostare un po' l'attenzione dal bene in sé al processo che genera il bene, no? Anche noi lavorando sul paesaggio, cos'è il paesaggio? È la cartolina che fotografo oggi o è mantenere il processo che fa sì che quel paesaggio anche si trasformi nel tempo, ovviamente, no? Queste sono le due differenze. C'è chi pensa e lavora invece per conservare le cartoline, insomma, non le cartoline di domani che distribuiremo, ma le cartoline quelle che non cambiano mai. Io ringrazio veramente Mattia, Stefano, tutti i colleghi che ci danno una mano a organizzare Divagando. Il prossimo appuntamento sarà a ottobre, quando riprenderemo. Saluto anche tutti gli affezionati che vedo seguire sempre con costanza i nostri appuntamenti, i nostri incontri. Allora, grazie a tutti. Lascio magari per un saluto finale Francesco Visentin, che è uno dei collaboratori e coordinatori di Divagando. Grazie Mauro. Sono contento che siamo arrivati come dire, con questo tipo di discussione alla fine di questo secondo anno di Divagando, che anche quest'anno siamo riusciti con difficoltà a mettere insieme, ma che ogni volta si prefigura come veramente un momento arricchente, almeno per il sottoscritto, ma spero che lo sia anche per gli altri. E la modalità dialogica che abbiamo strutturato spero aiuti anche il confronto, ci permette, come ha ricordato all'inizio Stefano Grimaz, che ringrazio tra l'altro di aver sottolineato questa nostra volontà, che è quella di uscire dallo steccato geografico per intercettare altri saperi e provare anche in un modo o nell'altro, arricchire il nostro per intrecciare percorsi e quindi anche vedere prospettive diverse, proprio con quella logica che tra l'altro è stata oggi più volte richiamata sia da Mattia che da Stefano, interdisciplinare. E questo è un po' lo spirito che ci guida e spero che continuerà a guidare le nuove appuntamenti che, come ha ricordato all'inizio Andrea Guaran, ripartiranno a ottobre. Idee ne abbiamo già, una l'ho buttata così sul piatto oggi Mauro e direi già da coglierlo, già segnata su un foglietto, quindi Mauro questa una sicuramente c'è. Zanchetta, Pierpaolo ha già detto, si è reso disponibile, quindi uno è fatto e quindi ci rivediamo a ottobre dell'anno prossimo. Ringrazio tutti per le collaborazioni, Salvatore, Jean-Pierre, Nadia, Dario, insomma tutti quelli che ci hanno aiutato. Spero di non dimenticarmi nessuno, ma tutti hanno contribuito nel loro piccolo a rendere possibile anche quest'anno Divagando le geografie e i dintorni, che insomma sono quelle che vogliamo ancora continuare ad esplorare.